Per migliaia di anni la raccolta dell'uva è sempre stata svolta a mano. Alla fine del secolo scorso però è stata inventata e sempre di più perfezionata la macchina vendemmiatrice, che permette di fare più o meno lo stesso lavoro in brevissimo tempo. In questo video vi racconterò come funziona e quello che è successo quando per la prima volta ne ho guidata una. Potente! Se non vuoi perdere i prossimi episodi iscriviti al canale. Voilà, ciao ragazzi, ci troviamo all'interno del progetto segreto, ma il video non è sul progetto segreto stavolta, perché a brevissimo verrà la vendemmiatrice a vendemmiare questo vigneto qui. Il padre ha già preparato l'Antares con il carro e mi sa che adesso sta arrivando. Vi farò vedere tutti i passaggi. Guardate che bello pulito che è sul trattore. Rispetto al lavoro che si fa a mano. Vieni, vai. Ce n'è di spazio, vai. Guardate come si muovono con le ruote lì. Basta, dai, va bene. Allora, nella prima parte della mattinata vendemmierà questo vigneto qui, poi farà una pausa mentre il padre andrà a consegnare con l'Antares 110 il carro, e nella seconda parte della mattinata invece verrà a vendemmiare l'altro campo che c'è giù di lì, e allora magari cercherò di fare qualche ripresa anche all'interno della cabina. Tutta l'uva che sta raccogliendo adesso con la vendemmiatrice è Pinot Grigio e è la stessa tipologia che abbiamo raccolto a mano nello scorso episodio. Se ve lo siete perso ve lo lascio qui in alto. Sta tornando. In pratica all'interno ha delle cose che sbattono e muove tutti gli acidi, insomma li fa cadere, poi li aspira all'interno della macchina. In questo modo insomma dovrebbe funzionare la vendemmiatrice, semplificato molto insomma, ecco. A volte il padre non era molto contento del lavoro che fa la macchina, ma semplicemente perché anche le macchine erano più vecchie e quindi lavoravano peggio rispetto a quelle moderne insomma, ecco. Magari dopo, se riesco, gli provo a chiedere di utilizzare la vendemmiatrice per raccogliere un filare, vediamo cosa si può fare. Vi devo anche raccontare una storia, non penso di averlo mai detto all'interno del canale. Vedete quei cipressi che ci sono qui dietro? Una volta c'è stata una tempesta potentissima e soprattutto vento era, li ha fatti cadere tutti quanti all'interno del vigneto, quindi sono scesi proprio sui filari. In pratica durante la giornata sono venute anche altre persone a darci una mano finché poi siamo riusciti a metterlo a posto, però è stata una giornata super potente. In pratica, come potete vedere, raccoglie totalmente gli acidi che ci sono nel grappolo, lascia solamente il raspo interno. Giorni di raccolta a mano risparmiati. Pensate che questo lavoro con 10 persone, quello che ha fatto un quarto d'ora, ci si mette ore e ore. Dopo c'è una cosa da dire: qualche grappolo in realtà resta attaccato soprattutto vicino ai pali di cemento quando non riesce a raccogliere bene la macchina, e quando i grappoli sono troppo bassi, come i grappoli che ci sono lì sotto, quindi quelli dovremo passare a raccoglierli a mano. Ok, mi sa che ha riempito tutta la vendemmiatrice e adesso sta andando a svuotare all'interno del carro. Sta alzando la macchina, si avvicina il più possibile, adesso svuota. I filari là sopra erano corti, quindi ha impiegato più tempo per riempire tutta la macchina. Questi qui sono un po' più lunghi, quindi dovrebbe riempirla più velocemente insomma. Avete visto come si mangia l'uva?
Questa è tutta l'uva che ha raccolto fino adesso e non si può però raccoglierne troppa, altrimenti non è come l'uva raccolta a mano, insomma, che è abbastanza stabile, dato che qui c'è molto più mosto con, diciamo, la strada con le curve, le buche eccetera eccetera, si rischia che vada fuori insomma un po', e quindi non si può riempire troppo, tra un po' andrà a consegnare. Quindi vai a consegnare alle 9. Che aria che butta fuori da quella macchina lì, potente. Potrebbe utilizzare come ventilatore. Guarda, un vigneto vendemmiato in un'ora. In un'ora ha fatto quello che a mano. Avremmo fatto in 2 giorni e mezzo. 2 giorni. 2 giorni fa bene che lì. 2 giorni in 10 persone. Sì, dai. Allora, come vi dicevo, adesso, dato che non ci sta altra uva nel carro, lui va a vendemmiare dal cugino del padre qui vicino. Il padre invece deve andare a svuotare il carro. Successivamente tornerà la vendemmiatrice per fare il vigneto dalla parte di là, dove probabilmente proverò a guidarla anche io. Vediamo cosa succede, insomma. Spero di non combinare casini. No, ma dai, insomma, no. È talmente automatica che si guida da sola quasi ormai, con tutte queste nuove tecnologie. Non so se lo sapete, ma da quando ho aperto il canale siamo diventati sempre più tecnologici, non solo perché abbiamo chiamato la vendemmiatrice, ma anche perché abbiamo installato all'interno del vigneto i sensori di X-Farm, che sponsorizza anche questo video. Qui dietro ad esempio ho la stazione meteo che raccoglie molti dati come la quantità di pioggia, la temperatura, la direzione e la velocità del vento, e successivamente attraverso un pannello solare e una SIM che viene messa all'interno invia tutti questi dati sull'applicazione, che vengono immagazzinati e raccolti all'interno dei grafici. Un altro sensore che abbiamo utilizzato molto è l'X-Trap. In pratica all'interno viene inserita una trappola che può essere per la tignola nei casi dei vigneti, o come in questo caso che noi stiamo utilizzando per controllare la mosca. Sopra c'è una fotocamera che ogni giorno scatta appunto una foto e la invia direttamente all'applicazione sul telefono, quindi si riesce a capire se conviene o meno fare i trattamenti. L'anno scorso ad esempio, mentre molti nella nostra zona hanno trattato, noi non abbiamo trattato perché nel nostro caso specifico non c'è stato un aumento di mosca. X-Farm inoltre permette anche di registrare tutte le attività e le lavorazioni che si fanno all'interno dei diversi terreni e di inserire le manutenzioni che vengono fatti a trattori o attrezzi, anche se a dire la verità da questo punto di vista il padre è ancora indietro perché scrive ancora tutto su un quaderno. Aiutatemi a convincerlo ad utilizzare l'applicazione nei commenti. Comunque, se volete darci un'occhiata e provare l'applicazione, ci sono anche delle sezioni base gratuite dove per esempio potete disegnare i campi eccetera eccetera. Vi lascio il link in descrizione a questo video. Va bene, dai, adesso andiamo avanti con la vendemmia. Ci aspetta un altro lavoro da fare, ovvero venire a raccogliere tutta l'uva che è rimasta indietro, soprattutto dove ci sono i pali all'inizio e alla fine del filare. Beh, qua l'ha raccolta anche bene, qui invece come potete vedere ce n'è. 5 minutes later. Ok ragazzi, mi sono cambiato. Adesso raggiungo lo zio che ha già iniziato a raccogliere l'uva con il fruttetto. Ok, ho portato qua il fruttetto. Adesso si parte. Come vuoi che facciamo, zio? Ah, queste prime qua le hai già fatte in pratica. Sì. Allora abbiamo cambiato strategia, abbiamo lasciato il trattore all'inizio del filare là in fondo e adesso io e lo zio invece passiamo a mano a raccogliere i grappoli che sono rimasti indietro, uno per parte, e poi quando torniamo indietro buttiamo le brente, ma come potete vedere c'è poca uva dentro. Later. Ok ragazzi, abbiamo finito di raccogliere, cioè di passare insomma a controllare tutto quanto il vigneto, e questa è l'uva che abbiamo raccolto. È poca però vabbè insomma. Eccola qua. Sì, in pratica ogni 2 filari facevamo meno di mezzo secchio, non è tantissimo, però insomma piuttosto di lasciarla su. Adesso dobbiamo aspettare che torni la vendemmiatrice. Il padre intanto ha già preparato l'Antares con il carro dietro là, dove andrà a svuotare la vendemmiatrice. 2 hours later. Ok ragazzi, allora sta iniziando anche il secondo vigneto, è tornato da poco, ha fatto per adesso 3 filari, questo è il quarto. Adesso forse scarica già.
Allora sto andando in fondo al filare perché la macchina si è fermata e non so se c'è stato qualche problema. Per fortuna che non ho ancora guidato io, vediamo se guidare oggi pomeriggio. Pensavo di utilizzarla, ma forse è meglio di no, che non faccia più danni ancora. Vediamo cosa è successo adesso. Ha dovuto fermarsi, quindi qualcosa sicuramente è successo. Magari una roba veloce da sistemare. C'ha pure cosa da lavarsi le mani, hai pure l'acqua integrata. Allora niente di particolare, adesso si è incastrato uno spago all'interno della vendemmiatrice e nella parte sotto. Pian pianino sono riusciti a tirarlo fuori e adesso dovrebbe ripartire normalmente. Ok, il problema risolto. Guardate che alte che vanno quelle braccia della vendemmiatrice. Adesso vediamo se riusciamo a fare anche qualche ripresa all'interno del trattore. Tirati giù il volante se vuoi. Ok, premo qua, tiro su. Ah, potente. Pressione. Porca. Molle. È mollissima questa qua. Questa qua è la marcia avanti e indietro. Ok. Quindi adesso ce l'hai già avanti. Sì. Ah, ok, tiri su e butti avanti. Ok. L'importante è adesso che tu, prima di mollare la frizione, Sì. dai un colpo a questo, solo un colpo dietro. Ok. E che inizia a battere. Che inizia a battere. Lo spento Ok. subito perché sennò rovini le vigne. Sì, sì, sì. Prova a farlo. Solo un colpo. No, spegni, bravo. Ok. Perfetto, quindi... E vado dritto. Qua la marcia c'è già dentro, sì. La marcia è già dentro. No, la seconda. Seconda, ok. Perfetto. Quindi adesso tu prima di mollare la frizione accendi i battitori. Ok. E dopo quando vuoi fermati e ricordati di fermare questo sempre. Ok, perfetto. E va, cioè non devo fare altro, si livella da solo, si sistema. Sì, sì, tu vai dritto. Come direzione vado dritto, insomma, più o meno. Guarda dritto e vai Perfetto, ok dai. Ok. Va buono, proviamo. Potente! Sto guidando una vendemmiatrice. Pensate un po', non l'avrei mai detto di provare. Sto vendemmiando un sacco di uva in pochissimo tempo. Padre non ne ha mai vendemmiata così tanta. Ma che roba! Potente! Sì, ma adesso fra un po' mi devo fermare perché dopo in fondo non so sistemarla. Sto andando troppo in là. Che non rovino tutti i pali, se ne dopo il padre. Ok, va bene, allora perfetto, è andato bene. Pensavo di essere troppo vicino, invece no? No, Va bene, buono dai. se vuoi fare un altro tratto dimmelo. Fai pure se vuoi. Vuoi che vada avanti? Dai, provo ancora, vado avanti fino un po' prima lì e dopo mi fermo, ok? E andiamo avanti, adesso premo. E adesso avanti! Potentissimo sto trattore comunque, altro che il fruttetto. Questo qua ha anche l'aria condizionata, si sta benissimo qua. L'unica roba, devo stare super attento alla direzione perché non posso né andare troppo vicino né troppo lontano, altrimenti quella lì è una macchina fissa, insomma, non è come tipo la spollonatrice che si muove. Con questa qua vendemmi tutto in una mattina. Cioè, sto guidando una vendemmiatrice potente. Sì, ovviamente dopo ci sono un sacco di altri comandi che però non può spiegarmeli Andrea. Cioè, sto guidando una cosa troppo importante e devo fermare perché... Buono dai, basta. Ho fatto più che abbastanza. Mamma mia, mi sono dimenticato di fermarlo subito. Ok, buono, ho tolto la marcia. Ragazzi, ho appena guidato una vendemmiatrice potente. Non avrei mai detto di provare. Invece Andrea è stato gentile, mi ha fatto provare a guidare. Un po' è come se avessi fatto provare anche voi, visto che era la prima volta per me. Non hai mai vendemmiato così tanta uva a te? In poco tempo. No. Quella, ciao ragazzi, senti, quest'anno sono venuto a trovare Alessandro per la vendemmia del vino grigio. Il vino grigio è veramente maturo al punto giusto e questo lo posso capire anche dai battiti che devo dare alla macchina per vendemmiare. L'importante nel filare è sempre mantenere la macchina posizionata correttamente con le inclinazioni giuste rispetto al terreno. Ovviamente è tutto automatico, ma volendo si può agire manualmente per sistemare ad hoc alcune posizioni. Volevo ringraziarvi per i commenti che mi avete dedicato al video della vendemmiatrice dello scorso anno, troppo gentili. Padre a breve andrà a consegnare l'ultima uva. Vendemmia 2023 a macchina terminata. Ringrazio Andrea Agnoli per avermela fatta provare. Se volete vi ricordo di iscrivervi al canale, dai che siamo sempre più vicini ai 100.000 e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!